zingaro, voglio vivere come te. A San Benedetto del Tronto, ai suoi locali, alla ciclabile, io do 10. Sì, Italia sosta inaspettata, mi piace veramente tanto questo paesino. San Benedetto del Tronto, veramente bellissimo, simpaticissimo, con questa eterna ciclabile che passa tutti i chioschetti, ristorantini, le toppe che ti dicono Yuri fermati, veramente molto bello, piace. Dimmi Pampino, che figata, perché vedi, guarda qua, dicono che siamo nel 43esimo parallelo. Allora, io adesso ci ho dato dentro di vinelli e tutto quanto. Quando torni a scuola gli dice la maestra, cos'è il 43esimo parallelo? E lei ti spiega e noi ci siamo stati, hai capito? Italia, non vorrei farti lagnoso, però quante cose vorrei farti vedere, solo che con la GoPro mi è impossibile. Io spero veramente capirai, qualcuno che magari per hobby o per lavoro usa ste robe, so che mi capirà. C'è anche adesso, siamo in riva al mare, c'è questa stupenda ciclabile illuminata, stupenda, però tu vedrai tutto nero, al massimo vedrai qualche puntino, e quando vedrai qualcosa di un po' più illuminato vedrai veramente di quelle luci che dici ma Singano si droga. Invece no, Singano non si droga, Singano è in quei posti veramente fantastici, solo che purtroppo ha a disposizione solo una GoPro quest'anno e non si può fare miracoli, ecco. Basta, tutto qui. Non so se si vede il video alla Slackin, che razza erano questi? Demon Rex, lo vedi? Capito, Slackin, un poco. Allora, ecco, è tipo Killim, però ha un po' di pelo e ha color puma. Questo è l'altro è nero, vabbè. Questo è proprio identico al puma, le stesse sfumature di un puma in faccia, uguale. Proprio un puma messicano sto qua, guardalo. Strafigo, con gli occhi grandi, bellissimo. E non è colpa mia se non te vede niente, raga, è una Sony A7C e stiamo andando in giro con la GoPro. Come un cane, guarda. È vero, un gatto da tira, guarda che roba. Questo qua si sdraia. Una settimana e qualcosa. Ah no, qua da oggi. Anche noi siamo arrivati oggi. Però vedi che bello, quando ti fermi tipo a chiacchierare, no? Perché trovi un gatto simpatico, a quello della Slackin, e basta, attacchi bottone con la gente, ti siedi assieme, ti pinzi l'aperitivo. Mi sembra di essere tornato in Scozia, bellissimo, sta roba, bello, piace. Benvenuto al nostro nuovo iscritto. Italia, momento culturale. Allora, quando si va in Romagna e si mangia la piedina con lo squacquerone, lo squacquero si deve sciogliere. Squacquerone vuol dire che si deve lasciare andare col calore. Cioè, poesia, come la racconta? Senti, è una poesia. Per cui tu, nel momento stesso che tu metti la piada che è calda, metti lo squacquerone che è un formaggio abbastanza duro, si deve sciogliere nella piada, la mangi. Ricordatevi che non bisogna mai arrotolare la piada, perché la piada deve essere 3 mm di spessore. Sotto i 3 mm è pane carasau. Fine. Domani come minimo lo chiamano per le pubblicità. Momento culturale 2.0. No, perché io faccio finta di sapere, no, per far bella figura, no? Allora dico sì, come si suol far sempre, no? Però in realtà lui ha detto crescione, io ho detto cazzo è il crescione, allora, dici sì. Il crescione, per quanto riguarda la tradizione nostra forlivese, è un'erba che si coglie nel campo, viene cotta e viene messa all'interno della piada. Deve essere piegata, ma non vuol dire che deve essere arrotolata. Ci deve essere uno strappo nei lati, cioè come questa mascherina, pam, deve essere così. Questo è il crescione. Deve essere una piada messa in mezzo, così, nient'altro. E il formaggio e l'erba deve essere amara, altrimenti non è crescione. Che freddo, sembra inverno! Piacevolissima serata a conoscere gente così per strada, andarci fuori a bere, raccontarsi di tutto e di più, a scambiarsi le esperienze di vita, i ricordi. Ma niente, io ho troppo freddo, il cervello si congela e non solo il cervello, veramente, fa freddissimo, non vedo l'ora di arrivare al camper, anche perché avevamo trovato un tour al ristorante e gli avevamo promesso un limoncello. Poretto, sarà là che ci aspetta, però cacchio, sai com'è la vita, è sempre tra virgolette tutto programmato, ma poi in realtà niente, scorre dove deve scorrere, e così anche il tempo. Ti sto filmando, Ti sto colluttoriariando, hai capito? Colluttoria. Te non sei capace di colluttoriarti.
Ah, Sì, è vero, abbiamo fatto un trick Tutti e i ora salti. chiudiamo il freeze dentro. no, non serve, grazie. Ok, chiudiamo. No, che devo uscire. Riesce il veloce. Che scomodo qua, ho già dormito qua, non mi piace. Quando hai dormito in bagno? Vedi qua a letto. Quando hai dormito in bagno? Sera, dai. Quando? Dai. Povero Frizzino. Dai! Povero Frizzino. Quando è che hai dormito in bagno? Non è che dormo qua. Vabbè. Guarda che se dopo devi fare la pipì che ti scappa, qua è occupato, Io te l'ho detto. Cosa? Guarda che dopo ti La faccio fuori. scappa e io ti dirò altri. Io te l'ho detto che sono una vergogna. Hai tu qua che erano passati a trovarci qui, cioè erano già in area campo, non è che sono passati a trovarci. Gli avevo detto ragazzi aspettateci dopo che arriviamo, ci beviamo un limoncello, porca miseria. E dopo una liquirizia 2, 3, 4 e... È inaffidabile Singano, non sta mai a fare affidamento con Singano. Tanto io vedi ti documento mentre te non te ne accorgi, cioè capisci? Non te ne stai accorgendo. Devo firmare la liberatoria. No, che figo, posso? Sì, Con le scarpe? ma sì, Sicuro? tanto devo lavarlo, sì. Tanto Ma devo- cavo? Cioè, io Singano, cioè, non so. Oh, guarda che bella con sto color legno così. Ci sarà un po' di Effetto piastrelle. Ah no, sono piastrelle su serio? Non so se sia. No, è acciaio, verniciato. Che figo. Casino. C'è un casino Che incredibile. figo, Dio caro di sto colore. Italia? No, se sa che non dico per scherzo, Guarda, che figata di sto colore. Sembra, ti ricordi il camper Italia, il pony, quello figo che era tra l'altro anche di un tu che poi l'ha venduto e ha preso un top group mi pare, sì. Non so se era Patrick Albertini o un altro tu, adesso non mi ricordo, che aveva lo stesso mobilio, la disposizione non era diversa, ma lo stesso mobilio che se tu lo guardi e osservi bene è unico, cioè Sì, non poi è trovi legno, nessun legno. camper così, Ma sì, sì. color legno. Poi legno, cioè non è. Ah, non è cartone. No, qui c'è un po' di casino. Sì, è vabbè. vero. C'è un Vabbè, ma casotto incredibile. i bagni si sa, beh, se vieni da noi giustamente quando sei con bambini. Che forte. Allora, cucina dietro, come... no, Mario aspetta perché vorrà cambiare. Come quello vecchio di Mario, il primo camper di Mario. Poi qua il bagno. Sì. Forte la cucina dietro però, tanto simpatica. Qua l'armadio, la stufa. È la mia? Eh sì, presa un po' meglio della mia, ma è la mia. perché Quella che avevo io. Il webasto No. qua sotto. C'è il webasto. Sì, a sinistra, sì. E abbiamo messo. Cos'è sta roba? Il termometro. Il frigo? Frigo, sì. Che forte, il frigo col pannellino, Sì. che comunque se cambia frigo dopo stacca il pannellino e lo Abbiamo ricicla. anche il Un altro ventoline. armadio. Le ventoline del frigo. Che forte. Temporizzate. Ah sì, riprese alla cassa dal 1900 il basculante, è vero, difatti ho detto, ecco cosa mancava il letto. No, spiegamela sta roba. Allora, questa me la spieghi. Cosa? Che figata. le Sì. rinnovabili. Che figata. Tanto figata. Esatto. Cioè, come In adesso... viaggio, questa è la disposizione in viaggio per il passeggero, altrimenti si ribalta la Sì, ma schienale si dall'altra ribalta, parte. quindi tu togli i cuscini. Esatto, togli questo cuscino, sposti l'altro, lo ribalti dall'altra parte e resta una dinette come questa. Che figata! In più questo è anche letto. Ah, guarda, questo è tanto ingegnoso sto camper. Questo viene giù, Questo va là, E fai il ovviamente. letto unico tendenzialmente, fai il letto unico così. Sì. Io potresti farlo anche con questi, ma non ho ancora capito. È vero, puoi unire anche qua, manca solo questo buco qui, vedi? Italia. Oh, che storia, cioè lui può fare un letto a 3 piazze, guarda, quello, poi si attacca i pizzi qua, lì non so, sì, ma ti pare che uccido i bambini? Vero Pampino? Sono attento io. Che forte, fighissima sto discorso della dinette, dopo appena che si gira un attimo a finestra, secondo me. C'era già solo questo. Quindi che c'avevamo via sua Fai finestra. vedere il nostro camper. Sì, adesso. E poi c'è il basculante. Che sta, sì, no, non disturbarti a togliere. Bellissimo ragazzi, veramente, in più, sì, no. Cavolo, ma quanto è lungo è, scusa? Cioè, 5,70. 5,70 e Un sacco c'hai di anche spazio. il divanetto. Sì. Cioè, dinetta ma grande come la mia, perché Sedili girevoli, anche quelli sono già girevoli. figata. Voglio entrare. Io non capisco, dicono sempre quando vengono da me che ho la dinetta è grande, Ho detto no, cioè la mia dinetta è identica a questa. Il tavolino è della stessa dimensione,
le panche sono della stessa identica dimensione, No, quindi le non... nostre sono un po' più grandi. Cosa c'è? Fermi tutti, cos'è sta roba? Spiega sta roba. Questa Eh. è l'apertura Ah, separata. pensavo fosse un della- antifurto, bello! Questo ci sbava tantissimo chi ha cani, beh anche i bambini piccoli, anche i per bambini carità di piccoli, Dio, che ma sì, piccoli sì. piccoli. Anche tipo, lui, no, gli salva la vita. 2 anni, 3 anni così, Esatto. dopo no, quando ne hanno 6. Sotto la zederina puoi lasciare, chiudere, aprire. Questa è una grandissima figata. In più ti dirò di più, se uno si ingegna, gli fa un bel attacco robusto, e può andare via anche in corsa con messa a porta aperta. No? Ma Un bel- meglio di no. Non si sa mai. Perdonami, ma qui i nomi sono disastri. Campeggiatori. Al camper di Davide io do 10. Solito discorso. O sono molto bello o c'è molta omosessualità. Perché mi guardano. Vediamo questo bambino quanto rincoglionito è. Con i videogiochi. No, non si è ancora accorto. Che è proprio rincoglionito ai videogiochi. Che gli avevo detto, siccome si è comportato male, abbiamo detto andiamo via. Però lui Non è vero. non sa questa cosa. Non mi sto comportando. Io guarderei un attimo, Adesso sei un copilota. io guarderei un attimo la strada, cosa abbiamo davanti. Non lo sapevo che me lo faccio vedere. Abbiamo deciso che anche se ti sei comportato malissimo, almeno i dinosauri dai te li facciamo vedere. Ieri sera sei stato Yeah, bravo. vediamo se sono... Dai, voglio andarci subito. Puoi andarci subito? Cosa Che si dice bello. anche? Sì, infatti. Caro, lì davanti a quella specie di polastro preistorico che gli sta facendo il buco fotografico e l'analisi del DNA. Ci hai portato il pallone? Guarda, lui ti ha portato a far vedere il pallone. Come la Amy, però non te lo dà, te lo fa vedere. Guarda che bella, che brava. C'era il CP, diceva col cavolo che ti do la palla. Ma sei un bravo cane? Gli facciamo vedere al CP che io accarezzo un altro cane. E dopo il CP si arrabbia. Si arrabbia e si incazza il CP. Povero CP che guarderà questo video e dirà Sì, no, ma come si siede? Sì. Salve, buongiorno signore, sono Claudia. La chiamo per le ultime bollette dell'energia elettrica. Nella ultima bolletta della luce che ti è arrivato a casa, lei avete controllato? Avete visto la sua situazione di energia? Riguarda le fasce, le tariffe, il prezzo, il pagamento? Chi li controlla le bollette della casa qua? Chi li guarda? Nessuno? Du Maria, du indeed, ja. Bla. No. E miau, è entrato un gatto. Sì, accarezzalo e chiamalo. Chiamo il numero 1. Sì. Se fa paura, mi è entrato un gatto dentro in camper. Miau miau. Avrà sete, avrà fame, diamogli qualcosa. Tazzi che aveva la medaglietta, adesso stiamo chiamando perché è scappato secondo noi. Se non rispondono, insisti. Iliad. Insisti. Sì, lo vedi che è tanto coccolo. Sì, è tanto coccolo, è che ti ho messo il prosciutto. Non vuoi prosciutto? Guarda che gattone. Sì, proprio grande. È tanto gattone. Due cani. Guarda che occhioni. Lui è il numero 1 perché lui è entrato. Sì, quindi siete anche voi in camper, Tanto quindi coccolone. Sì, è perciò lui è abituato. abituato. Sì. Che Poi fuori. cambiamo zona. No, ma lui è. Ma bravi a non perdere, aver coraggio di mandarlo fuori. No, perché per lui È grande, ecco, guarda che bel sì, gattone. vabbè, Vuole il è proprio caffè? comodo. Il caffè. Oddio, che forte, devo fare una Amy, foto. non guardare questi video. Aspetta Giacomo che gli fa... No, c'è coso, Derek, là, digli. Dexter, cioè, non andare sempre in giro. Dopo la tua padrona ti cerca. Sei un gatto un po'... sbrindolone. Con queste unghiette. Senti come fa le fuse. Ma è tanto simpatico sto gatto, veramente. Sì. Un gatto proprio simpaticone, ragazzi. Tanto, guarda che occhi. Gli occhi proprio azzurri. Bellissimo proprio. Bello in Claudia. No, Guarda. Sta tenendo il Green Pass. adesso andiamo avanti. No, credo vogliano il Green Pass e quindi adesso andiamo a farci rimborsare i biglietti. Non hanno voglia di incassare. Ci vuole il Green Pass? Direbbe il Green Pass. Perché noi non ce l'abbiamo. No, dobbiamo farci rimborsare. Proprio lo stesso.
Sì, uno di quelli è il camper dei nostri amici del gatto Dexter. Sarebbe interessante, vedi che bello, sono tutti camion camperizzati a mo' di container, però vabbè, adesso andiamo a vedere i dinosauri. Ah, bello, là, guarda il dinosauro, aspetta, vado a vedergli il buco del culo un attimo, dopo andiamo a vedere. Ah, ma è senza buco, c'è tipo le Barbie che non hanno i buchi. Io da piccolo c'ero rimasto malissimo, no? Perché una volta ero in montagna a Fiera di Primiero e cioè, l'unico gruppetto di amici erano queste 3 ragazzine e niente, giocavano con la Barbie. Ho detto sì anch'io, così ho detto guardo un po' le parti intime, ho iniziato a spogliare queste Barbie e ci sono rimasto malissimo perché era tutto piatto, cioè è stato veramente, non dico un trauma, ma una grande delusione per me, insomma, hai capito? Pensa, se questa dovesse essere la misura naturale sarebbero veramente cassi. Cioè c'è un mangia singani professionista qua dietro, guarda che roba, gli sto diretto in bocca e adesso non ho neanche più scusante che so sol che ossi, perché adesso ne ciccia da mangiare. Il triceratopo, vabbè, grande tipo un più piccolo di un rinoceronte, dai. Ciò non cambia che il singano primitivo, così come il singano attuale, ne ha paura lo stesso. Questo fa un po' di paura, questo dovrebbe essere il Velociraptor. E la paura cos'è? O quando affronti un qualcosa di sconosciuto, e questa è l'originaria interpretazione della paura, oppure quando ti rendi conto che proprio non c'è gioco, ok? Tipo un orso ti rincorre e cazzo, un orso fai 60 all'ora, cioè là devi aver paura non tanto della potenza dell'orso ma del fatto che fai 60 all'ora, che si arrampica, hai capito? E quindi con un strafante del genere provo a immaginare. Questo invece è la faccia un po' sfigata, quelli con questa forma sono erbivori, però il singano preistorico comunque nella sua ignoranza sarebbe scappato lo stesso. Che bello, stai facendo le foto come i dentisti, che ci sono quelli che fanno le foto. Allora, un po' i pampini che guardano i dinosauri, un po' te che guardi i camper. Eccoli qua, vedi? Eccoli là, i camion, sono tanti, vera roulotte, hai visto? Tanta gente. O un camion, uno solo, resta tutte roulotte, esatto, roulotte, o questi cargo, diciamo, trainati, no, cargo, come si chiamano? I prefabbricati tipo, no? Noi li chiamiamo sgabbiotti perché una volta avevamo un ufficio così, trainati dei camion. Ma pensate, guarda che forte, messo la porta di casa. Sì, però attenzione, quel camioncino casa traina anche quella bella roulotte grande, quindi insomma tanta roba. Ragazzi, diciamo io e l'Alessia, prova a immaginarti, no, con un po' di fantasia, immaginazione, di essere proprio davanti a dei dinosauri, no, reali. Ti caghi veramente addosso. Tranne al brontosauro, perché il brontosauro proprio ha la faccia da pirla, guarda che faccia che gli hanno fatto. Nel frattempo Giacomo sta facendo da guida turistica ai pampini, perché Giacomo è l'esperto dei dinosauri, quindi gli sta spiegando tutte le cose. Aspetta, mo ti apre la bocca, perché mo la chiudere? Perché da questa parte invece troverai uno splendido esemplare di Pulminus pulminatus. Oh sì, esatto, Ale. Dio Meteo ti ascolta? Sì, no, ma veramente, cioè io ragazzi l'avevo detto, ascolta, tutto bello, ok, ci siamo divertiti, il caldo mi ha strarotto le scatole. Siamo in camper al sicuro, tutte le guarnizioni nuove, tutto sigillato, tutto ermetizzato a 1000, mandateci una bella tempestata, insomma, ecco, basta che non vi sia grande. Sì, perché la singanitudine è uno stile per pochi, mi stanno confondendo di continuo per uno dello staff. Ciao, noi ci siamo strarotti le scatole, però Poiretto è la sua passione, quella dei dinosauri, e lascialo qua finché non si nausea, Poiretto. Ti sei nauseato? Ah, ti sei nauseato? Aspetta che chiedo se sei nauseato. Pampino, vieni qua, Pampino, maledetto, vieni qua che ti nauseo io, vieni qua. No, grazie Giacomo, eccolo lì, il buco gli hanno fatto, è bellissimo. Pensa cosa non esce là, Giacomo. Ma non è che sia T-Rex, si chiama, non so. Ma vabbè, ma avrà comunque il buco più in qua, è quello del culino, dopo l'altro. Anche quello al buco. Cavolo, gli ha fatto proprio il buco a tutti. Porca miseria, altro che le Barbie che ti raccontavo prima. Questi sono cosi seri. La coda per mostrartelo. Ti alza anche la coda, hai ragione Giacomo, è vero.
Mamma mia, una mostra di buchi di culi preistorici. È veramente interessante. Il pompino nel suo... Come fai a portarlo via? Cioè, come fai? Abbiamo 700 km ancora da fare, ma come fai a portarlo via? Porca miseria. Quindi spero gli vada in fracuore subito. Italia, la stiamo vedendo dal vivo, la famosa e-bike dell'Harley Davidson. Allora, il bastone sopra, ok, effettivamente è bellissimo, si sono copiati tra MV, Agusta e Harley Davidson. Tutto il resto della bicicletta sinceramente al vivo mi faceva a dir poco pena, molto brutta, con tutto il rispetto, per carità, c'è gente che ci lavora dietro, probabilmente è una questione di gusti, ecco, a me fa veramente schifo. Siamo di ritorno, io sono di ritorno, Alessia è di ritorno, Giacomo è di ritorno. Questa roba, una pista strafiga, cos'è? Quella che riempiono forse con l'acqua tipo i tronchi? No, bicicletta, c'è asfalto. Che bello, mamma mia. È la ruota bucata, non puoi. È vero. Italia, ho bucato di nuovo, ho le gomme antiforatura pagate 80 euro, ok? Buco di continuo. Cosa insegna la vita in questo caso? Che se con le gomme da 80 euro è la seconda volta che buco nel giro di poco, che sono quelle antibucatura, la prossima volta prendo le gomme normali da 10 euro, montaggio incluso. Ragazzi, dietro le quinte io e Alessia dicevamo che veramente ci siamo proprio sentiti in vacanza finalmente a San Benedetto del Tronto, perché c'era quel bellissimo centro e quella ciclabile con tutte le palme, riva al mare, che è stato veramente bello, cioè proprio ti esce dal cuore, bello, veramente bello. Ristorante riva... No, aspetta, usiamo che mi pare adesso un Burundi. Hai ragione Italia, hai ragione. Mi sono fatto prendere la mano perché su Facebook si usa scrivere così, quindi no, rifacciamo. Il ristorante in riva, quasi, insomma, seguici, al mare, ci è stato gentilmente scoperto e proposto da Giacomo, e allora abbiamo detto sì, ottima idea Giacomo, ottima idea. Patate fritte in camper, si può fare, come dicono i The Show, ma per sempre copiarli. Certo, ne avevamo già parlato, avevamo già fatto l'esperimento, ma come ristorante do 10. No, non è vero un cazzo, non gli do 10, però è carino, bella vista. È rilassante, amore, in questo parcheggio lungo ferrovia. Che bello il mare. Allora, scegli. Opzione A, fissi il mare e bruci le patate fritte. Opzione B, torni a controllare le patate fritte. Vedi, a volte Italia hanno anche quasi ragione a dare le multe a chi parcheggia troppo fuori dai parcheggi eccetera, perché mi sono trovato a non riuscire a fare una curva. Chiedi a Alessia che è smontata, sono riuscito veramente al millimetro, cose che per carità avevo già sperimentato con Scarosso, però veramente al millimetro, letteralmente al millimetro. Ho sferato di meno di 1 centimetro la macchina, però mentalmente ero deciso a strusciargliela, perché mi hai bloccato la strada, cioè mi blocchi lì, ero costretto a strusciargliela, hai capito? E quindi ho detto vabbè, tanto le luci verdi ce le ho di ricambio, strusceremo un po' la carrozzeria, pazienza, cioè colpa sua. Ovviamente ti parcheggi dove non puoi, blocchi il passaggio alle macchine, ai camper, alle macchine, e quindi mi hanno messo proprio in obbligo di strusciare. Però vabbè, divina provvidenza, fortuna, cioè a parte vabbè ho fatto un bel po' di manovre, però anche insomma fortuna oltre che esperienza, ho passato per 1 millimetro o 2 millimetri la macchina senza toccarla, veramente roba di millimetri. Aspetta, un trucchetto che spiegava Alessia nel dietro le quinte quando succedono ste robe, ti può sembrare strano oppure banale oppure comunque anche senza senso, ma in realtà il sangue freddo è ciò che fa la differenza, ossia calma, tranquillo, la gente suona dietro, cazzi loro, cioè scusa, non è colpa tua se ti hanno bloccato il traffico, hai capito? Porco zio, adesso voglio andare avanti di qua perché ci sono tutti i sottopassi a 2,60 m, qua veramente li odio. E vedi, anche adesso non è colpa nostra, ok? Se mettono sottopassi dappertutto, rotonde strette che non ci si passa, eccetera eccetera, quindi gli altri stanno zitti, imparano e stanno zitti. E ricordati sempre, il metano ti dà una mano, cosa non lo so, però la pubblicità diceva così, non ho mai capito, cioè sono quella che vanno avanti a pensarci dopo decenni. Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control? Every time you agree on taking it slow. Why does it have to be so damn rough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. So listen, trying to get you to listen. Screaming at each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yell. You and having me.
Girl, I love it that